L'Istituto di Istruzione Superiore Vincenzo Simoncelli di Sora, che comprende ben 3 indirizzi di studio, si arricchisce di una nuova offerta formativa, unica sul territorio della provincia di Frosinone, l'indirizzo coreutico, volto all'apprendimento tecnico-pratico della danza ed allo studio di essa nella storia e nella cultura. La presentazione di questo nuovo corso si è tenuta all'interno dell'Auditorium del Gioberti, intitolato a Serena Mollicone. Si parte con l'indirizzo nuovo, il liceo coreutico, ad indirizzo quindi di danza moderna e classica, e come dire un'offerta che amplia quanto questo istituto ha già. Ovvero abbiamo l'Istituto di Istruzione Superiore Simoncelli, contiene veramente 3 indirizzi di scuola, il classico, il Simoncelli, il Gioberti che è scienze umane e linguistico, e poi abbiamo il Liceo Valente. Ora ovviamente il Liceo Valente si sposa benissimo con questa novità in realtà, per cui il coreutico, la danza, si pone come suggello a questa nostra apertura al territorio. Io sono felice di stare qui perché abbiamo lavorato su questo progetto del coreutico tantissimo, da 2 anni a questa parte. Infatti il maestro Gemmiti, che gestisce quest'anno in parallelo al coreutico il progetto Musica per Tutti, è la testimonianza del lavoro che c'è stato a monte di questo progetto. Sapete, non è facile avere un nuovo indirizzo, noi ce la stiamo mettendo tutta. Al momento coreutico è soltanto danza, il nostro obiettivo è ottenere anche l'indirizzo musicale e questo giustifica anche la giornata di oggi. C'è questa cornice di felicità, di magia e come di incanto, come dice la stessa accademia che ci supporta. Noi stiamo qui per gestire, aiutare i ragazzi a capire, cercare i percorsi che siano pertinenti, che rispondono alle proprie attitudini, perché andare a scuola è importante, però se si va in una scuola che piace, i risultati saranno di gran lunga migliori. Noi continuiamo a scommettere su di voi e dovete in qualche modo sorprenderci. Questo nuovo indirizzo coreutico potrebbe arricchirsi nei prossimi anni anche di quello musicale, che per ora prevede la fattiva collaborazione con l'Accademia Come d'Incanto, diretta dal maestro Maria Teresa Reale, insieme al maestro Sandro Gemmiti, direttore dell'Associazione Musicale e Culturale Consonanze, alla guida del progetto Musica per Tutti. Insieme con la preside Giona abbiamo iniziato qualche anno fa questo percorso per il riconoscimento del liceo musicale. Abbiamo avuto un primo importante riconoscimento con il liceo coreutico, adesso integreremo l'offerta con questo progetto chiamato Musica per Tutti, e proprio per arrivare anche al riconoscimento del liceo musicale. È una grande opportunità che vogliamo dare a Sora insieme con il maestro Maria Teresa Reale, che è la direttrice dell'Accademia Come d'Incanto, e presenteremo, come dice il titolo stesso, la musica per tutti, qualsiasi strumento musicale. C'è la possibilità di frequentare anche il coro e un corso di musicoterapia. Oltre ai corsi tradizionali e la preparazione agli esami in conservatorio, perché l'Accademia di Teresa è convenzionata con il Conservatorio di Frosinone, daremo la possibilità di studiare qualsiasi strumento, coro, e poi avremo un'attenzione, un occhio di riguardo per i ragazzi meno fortunati. Il nuovo indirizzo del Polo Liceale Simoncelli è stato accolto con grande entusiasmo anche dagli studenti, come raccontato dalla rappresentante d'istituto Suami Fiore. Siamo molto fieri dell'iniziativa del liceo coreutico che ha intrapreso la nostra scuola, poiché siamo una delle poche scuole nel Lazio e comunque è importante, abbiamo ragazzi anche che vengono da fuori, per esempio una ragazza viene da Formia, e quindi è stata data appunto la possibilità di poter fare ai ragazzi ciò che gli piace. La nostra scuola da sempre comunque ci ha offerto tante possibilità e quest'anno anche la danza. Sicuramente è importantissimo e speriamo che nel corso degli anni venga sempre più valorizzato e venga sempre più apprezzato
da parte dei ragazzi. Sono molto orgoglioso della nostra scuola perché offre molte possibilità a molti ragazzi per quanto riguarda il mondo delle lingue, il mondo delle scienze, il mondo dell'economia e da quest'anno anche il coreutico. E noi rappresentanti ci impegneremo nel far riuscire al meglio tutte le attività che verranno svolte quest'anno nella nostra scuola. La presentazione del nuovo indirizzo liceale è stata impreziosita dalle esibizioni di alcune studentesse dell'istituto che hanno danzato e cantato per tutti i presenti.